Ciao bambini! Allora, come sono andati gli esperimenti con i colori alimentari, con i trucchi della mamma? Spero bene. Perché le tempere a casa? Oggi ho un'idea. Ho preso della tempera rossa, eccola qua, aspettate che ne aggiungo ancora un pochino. E poi dal frigorifero e dalla dispensa ho preso una mela e una patata, che forse le avevo lasciate lì un po' troppo e si stavano anche un po' rovinando, si stavano marcendo. Allora ho preso la mela, attenzione, vedete che aveva una botta? Questa parte non si poteva mangiare, l'ho divisa in due, questa è già colorata perché prima ho fatto degli esperimenti per voi. Rimetto ancora un po' di bella tempera rossa e vado a fare il mio stampino. Schiaccio, 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 guardate un po'. Forse non vi dice ancora niente, ma attenzione che aggiungo una cosa, voi potete farla aggiungere dopo da mamma e papà. Attenzione, vi do un suggerimento, è un animaletto. Avete qualche idea? Ancora un suggerimento. Magari fatelo quando il colore è asciutto, dite a mamma e papà che l'ho fatto, oppure i più grandicelli possono farli anche loro. Vediamo un po' a chi assomiglia questo animale. Bravissimi! A una coccinella. Guardate quante ne ho fatte prima per voi. Eccole qua. Potete fare delle cucinelle, potete fare anche altri disegni. Via la fantasia. Poi in frigo avevo anche una patata che aveva iniziato un po' a germogliare e allora mi è venuta un'altra idea. L'ho tagliata in due, eccola qua, da questa parte non vi svelo il segreto ancora. Ho preso uno stampino per fare i biscotti, questi li usiamo per giocare. Ho schiacciato forte 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 e poi con un coltello, e questo lo può fare solo mamma e papà, scavate, scavate, scavate attorno fino a ottenere un bellissimo stampino. Anche qui con la mia tempera rossa, se riuscite a procurarvi delle tempere, magari prendete solamente pochi colori, basta magari il rosso, il giallo. Guardate, schiaccio, 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 schiaccio. Che ne dite dei miei cuoricini? Sono venuti bene? Potete fare il sole, le stelle, dipende dallo stampino che avete a casa. Questi cuoricini ve li mando a tutti quanti. Ciao, alla prossima!